L'Akragas ha ripreso la preparazione questo pomeriggio ed oramai ha in testa la super sfida con il Trapana del Seneto, che ricordiamo avrà inizio a partire dalle ore 15:30. In città i tifosi biancazzurri sono in fermento, come anche la società dei Templi che, sin da questo inizio di settimana, si è attivata per organizzare questo ritorno al Seneto di un derby sempre esaltante e che ha sempre attirato il pubblico delle grandi occasioni. Indetta la giornata biancazzurra e pertanto non saranno validi gli abbonamenti. Gli abbonati invece avranno comunque il diritto di prelazione del posto e potranno ritirare il biglietto entro sabato 30 settembre sino alle ore 19 presso la segreteria dello Stadio Esseneto. Per quanto riguarda il calcio minore, si registra la prima vittoria stagionale dell'Empedoclina del tecnico Peppe Gambino che dopo 2 sconfitte assapora 3 punti importanti. A regalare questa prima soddisfazione il 3-1 finale, la prima rete segnata dal capitano Daniele Riccobono e poi c'è stata anche la doppietta di Ibra Bamba. Nel derby agrigentino termina in parità il Camarat Casteltermine, con in panchina il nuovo tecnico Giuseppe Guida che ha sostituito Gero Miciché dopo una breve pausa di riflessione, mentre il Gemini divide la posta in palla con l'Alcamo fuori casa. In classifica generale in vetta ci sono 2 squadre a punteggio pieno, il San Giorgio Piana e la Parma Valle. La prima delle Agrigentine, terzo posto con 5 punti, è il Gemini. Segue poi il Camarat con 4. Per il prossimo turno si prospetta la sfida Gemini Empedoclina che ritorna dopo tante stagioni. Difficile l'impegno casalingo per il Casteltermine che dovrà vedersela con la capolista Parma Valle. L'attuale classifica dopo 3 giornate vede appaiate in vetta Parma Valle e San Giorgio Piana, inseguite dal Città di San Vito Lo Capo con 3 punti. Il buon terzo posto per il Gemini, mentre Camarat, Empedoclina e Casteltermine si ritrovano a ridosso del centro classifica. In prima categoria il Girone F ha avuto un inizio il campionato ed è stato un inizio molto spumeggiante per l'Aragona di Beppe Bernardo, che alla prima stagionale e su un campo difficile come quello del Don Bosco Mussomele ottiene la vittoria piena con un gol di Gaziano al 60°. Male l'esordio per l'Atletico Favara, che viene superato da un irriducibile Santa Croce in campo neutro al Lombardo di Casteltermine e a porte chiuse. I gol favoresi comunque portano la firma di Vaccaro che ha segnato una bella doppietta. Pari interno per l'Alessandria della Rocca con il Sant'Anna di Enna che aveva segnato il gol con guida. Il prossimo turno l'Aragona debutta in casa con il Serra di Falco, l'Atletico Favara sarà ospite della Sommatinese, mentre l'Alessandria della Rocca sarà di scena a Niscemi.